Oggi facciamo il giro del lago. Oggi, nei prossimi giorni, ci sono 270 km. Domani mancano 55 km, quindi top, relaxing. Bregenz è famosa per il suo Festival delle Arti dello Spettacolo e questo è tradotto come il palco galleggiante. Questa struttura viene cambiata ogni 2 anni, adesso rappresenta Rigoletto, ma ci sono state tante altre opere molto particolari anche perché si muove tutto quanto, si può salire sopra, si apre la bocca, esce una mongolfiera, una figata. Inoltre, cosa che darà un sacco di punti a questo Bregenz, qui hanno girato delle scene di 007 The Quantum of Solace durante la rappresentazione della Tosca e se non mi ricordo male, da quel palazzo qualcuno si è suicidato o è stato ucciso. La città è abbastanza grande, quindi ci vuole un po' di tempo per spostarsi tra le zone di interesse, però ho l'impressione che ci siano chicche un po' dappertutto, quindi ne varrebbe la pena spendere qualche giornata qua dentro. Tra l'altro ho scoperto una cosa che dà punti alla città, e cioè che ha origini celtiche. Inizialmente si chiamava Brigantium ed era addirittura uno dei più fortificati insediamenti celtici. Devo dire che Bregenz mi ha proprio soddisfatto, sotto diversi punti di vista, perché c'è molta natura, il centro storico è particolare e non troppo trafficato, ci sono molti elementi storici e anche artistici, quindi mi sa che qua scaliamo le classifiche. Prossima destinazione Lindau, si torna in Germania.
Questa è la terza volta che vengo a Lindau e devo ammettere che inizia a perdere un po' del suo fascino. No, non è vero. E anche questa città ha un primato, l'ho appena scoperto. Possiede l'unico faro di tutta la Baviera. Unico aspetto negativo è che mancano quelle zone di balneazione, le tipiche spiazzette erbose che ci sono in quasi tutte le altre città del lago. Prossima destinazione Friedrichshafen. Insomma, questo è Friedrichshafen e questa struttura sul porto è strabella, cioè si vede lontanissima. È pieno di gente, mi vergogno un po' a parlare ma non credo capiscano italiano, quindi è più facile. Comunque il motivo per cui la città è famosa è soprattutto per i dirigibili, per gli Zeppelin. Non i Led Zeppelin come pensavo io all'inizio, ma gli Zeppelin. Dio buono, difficile fare una classifica. Devo dire che Friedrichshafen l'avevo abbastanza sottovalutato perché ero già stato e non mi era piaciuto più di tanto. Però aver scoperto quella struttura sul pontile ha aumentato tantissimo i punti. Vabbè, prossima destinazione Agnau ed è l'ultima. Ed eccoci ad Agnau am Bodensee. Pochi lo conoscono in realtà perché è proprio un paesino, è piccolino. Però secondo me è molto carino, merita una visita. Poi ci lavora Anna, quindi non potevo non inserirlo nel giro. E poi proprio qua un vispo signore di 81 anni di nome Rodolfo mi ha raccontato che tanti anni fa il lago si congelava, una grossa superficie almeno,
e molte persone lo attraversavano, addirittura c'erano delle processioni, qualcuno si spostava con veicoli. Pensate che razza di avventura. Purtroppo l'ultima volta che si è congelato abbastanza è stato nel 63. Vabbè, comunque qua termina la nostra avventura. E vedremo, chissà quale sarà la prossima. Ciao belli!